Ben ritrovati Cattoliche dintorni, la rubrica di informazione dell'Università Cattolica che da questo venerdì torna nelle vostre case per raccontarvi la vita del nostro Ateneo. E iniziamo oggi con segnalarvi un accordo siglato con la Prefettura di Brescia e la Direzione Provinciale del Lavoro in merito all'immigrazione. Vediamo insieme il servizio. Cosa consentirà di fare questo protocollo? È una firma significativa perché consente, almeno a noi della sede bresciana dell'Università Cattolica di Sacro Cuore, di fare un grande passo in avanti su una strada che da anni stiamo percorrendo, è la strada di un'analisi rigorosa e quindi non sottoposta agli umori del fenomeno dell'immigrazione. Da tempo la nostra università ha studiato non solo quantitativamente il fenomeno immigratorio a Brescia, ma l'ha studiato sotto il profilo dell'educazione, quindi l'istruzione quanto e come serve all'integrazione, e più recentemente sotto il profilo del lavoro, anche riguardo alla sicurezza. Certamente l'immigrazione qui a Brescia, come in tutta Italia, è un problema rilevantissimo per ogni tipo di politica pubblica, dalla fase emergenziale, quindi l'immigrato che arriva più o meno improvvisamente, alla fase di progressiva integrazione, che è più tipica un po' delle strutture e delle città del nord, con il grande tema della coesione sociale. Credo che questa convenzione, con un'istituzione rilevante come la Prefettura, che rimette un po' in rete le istituzioni bresciane, serva davvero a fare di Brescia un prototipo su una questione che sta a cuore a tutti gli italiani e sta a cuore anche al Ministero degli Interni. Questo è un accordo sicuramente importante soprattutto in una realtà come la nostra, come quella della provincia bresciana, come lei ha detto, terza a livello nazionale per numero di presenza di immigrati. Sì, è così, è un accordo comunque molto importante, qualunque sia il territorio di riferimento. Da noi lo è forse ancora di più, proprio per comprendere le esigenze, le criticità e quanto possa emergere anche di positivo dalla presenza di persone di etnie differenti, di culture differenti, di religioni differenti, perché anche questi sono aspetti che vengono approfonditi e che in Brescia sono una non indifferente aliquota della popolazione ormai residente, limitandoci ovviamente agli immigrati regolari. C'è anche nel tessuto bresciano un nuovo fenomeno che è quello dell'accoglienza, che forse non si credeva così ampia. I numeri non sono molto grandi perché da oggi, fermo restando l'attuale situazione, da oggi fino alla fine di settembre saranno 19 persone che arrivano a settimana, quindi nei confronti della nostra provincia, sia come territorio sia come anche popolazione, in fondo è un fenomeno molto contenuto. Peraltro ha suscitato la sensibilità sia in positivo che talvolta invece con sofferenza da parte della popolazione residente, quindi noi stiamo cercando di collaborare con la cabina di regia di Milano, cui compete la distribuzione sul territorio regionale di queste presenze, e con il soggetto attuatore cui compete anche l'individuazione di questi siti, noi collaborando come tavolo provinciale che abbiamo immediatamente costituito non appena la cabina di regia ce lo ha chiesto, stiamo cercando di individuare le forme più corrette per contenere al massimo le difficoltà della provincia. La Facoltà di Scienze della Formazione propone un nuovo master in consulenza educativa e accompagnamenti nei contesti territoriali di caring. Ascoltiamo in questa intervista al professor Pati quali saranno i contenuti del master.
Per formare personale qualificato con spiccate competenze pedagogiche in grado di prendersi cura e ascoltare persone che si trovano in situazioni di disagio e difficoltà relazionali, la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Brescia, in collaborazione con la società Sintema di Bergamo, offre ai laureati un master di primo livello dal titolo Consulenze educative e accompagnamento nei contesti territoriali di Caring. Il professor Luigi Pati ci spiega di cosa si tratta. Il master biennale lo proporremo soprattutto avendo un occhio particolare per tutti quegli operatori che hanno già una esperienza lavorativa alle spalle. Gli sbocchi di cui dà adito questo master sono soprattutto quelli appunto della consulenza educativa. Consulenza educativa in vari settori, dal consultorio alle comunità educative, alle comunità per tossicodipendenti, cioè tutti quegli ambienti in cui la persona in una situazione di disagio o di sofferenza relazionale vive o si può rivolgere per trovare un aiuto. Difatti il titolo, che è lungo quello del master, ma riguarda proprio il tema anche dell'accompagnamento delle persone in particolari condizioni di disagio esistenziale. Abbiamo creduto opportuno proporre un master di primo livello, cioè aperto soprattutto ai laureati triennalisti. Questo però non impedisce che il laureato magistrale o persone con altro titolo di studio possano fare richiesta di iscrizione. L'idea è stata proprio quella di offrire la possibilità ai corsisti, ai laureati triennalisti, di acquisire delle competenze nel campo della consulenza nell'arco di un biennio. Di fatto il percorso si snoderà nell'arco di 2 anni. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di ottobre. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell'Università Cattolica. E ora vi proponiamo un'intervista al professor Giuseppe Lupo, docente di letteratura italiana presso l'Università Cattolica e finalista al premio Campiello con L'ultima sposa di Palmira. Giuseppe Lupo, lei è l'autore del romanzo L'ultima sposa di Palmira. Come le è nata questa idea? L'idea è nata da un'esperienza che ho vissuto io veramente. Io nel 23 novembre dell'80 ero in Basilicata, ero al mio ultimo anno di scuola superiore e ho vissuto direttamente quello che racconta, cioè il terremoto. Il terremoto è stato un avvenimento importantissimo perché ha causato un sacco di distruzione, un sacco di morti, un sacco di macerie e secondo me ha fatto modificare un mondo, ha fatto morire un mondo e ne ha fatto cominciare un altro. Il mondo che è morto è il mondo degli artigiani, il mondo della civiltà orale, il mondo delle comunità di questi paesi dell'Appennino. Io sono dalla Basilicata, aggrappato voglio dire alle montagne, e il mondo che è cominciato invece è un mondo più moderno, no? Sono nati i primi piccoli distretti industriali, sono nate delle strade che prima non c'erano, vie di comunicazione come le ferrovie, che prima non esistevano, quindi è nato un altro mondo dopo il terremoto. Ho aspettato molti anni prima di poterlo fare perché secondo me bisognava trovare come dire, la maniera migliore per poterlo raccontare. Che emozioni vuole trasmettere nei lettori? Beh, la sensazione di un'esperienza forte, di un'esperienza determinante che affido alla voce di una donna. Infatti l'io appunto narrante di questo libro è una donna, è un'antropologa che da Milano scende in Basilicata, trova questo paese che peraltro non esiste sulle carte geografiche e vive 2 mesi in questa realtà di questo paese. L'idea di affidare il racconto di un mondo che è morto, che muore, alla voce di una donna viene dal fatto che secondo me la donna
donna, essendo quella che dà la vita, perché in fondo la donna più che l'uomo dà la vita, mi sembrava giusto affidare a lei, a questa persona, a una donna che dà la vita, il racconto di un mondo che muore. Il suo libro è finalista del premio Campiello, le sue aspettative quali sono? Le mie aspettative sono quelle di un qualsiasi altro finalista al Campiello, quindi come dire, sulla carta ognuno di noi ha il 20% di probabilità di vittorie. Il Campiello è un premio assolutamente importante, molto ambito, non posso dire che è da una vita che aspettavo questo, ma insomma comunque è da molto tempo, cioè è da quando cominciavo a scrivere che mi aspettavo questo riconoscimento. Sinceramente già essere in finale secondo me è una cosa importante, perché comunque il premio Selezione Campiello, quello che abbiamo vinto come appunto finalisti, è di per sé molto prestigioso. Poi non so quello che avverrà, però in ogni caso devo dire anche che le chance che ho me le voglio giocare, quindi voglio dire vado in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi promuovendo il libro in tutta Italia, e poi naturalmente capiti quel che capiti. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.